allora siamo in diretta, siamo tornati al pala primi, pala secondi, pala terzi, pala quarti, pala quinti, pala sesti, pala quello che volete voi. Sardana Forte dei Marmi, parlare con la mascherina, noi ci stiamo provando e stasera grazie a Alessandro Grassoperoni che vi parla con la regia di Gaetano De Benedetto. Ho il piacere di avere a fianco a me il collega del Tirreno Gabriele Buffoni per questa gara clou di questa prima giornata del massimo campionato di hockey. Sardana Forte dei Marmi, pronostico sulla carta a favore degli ultimi campioni d'Italia 2018-2019, vista come non si è conclusa la stagione passata, però Sardana è sempre un brutto cliente per Forte dei Marmi e chiedo subito a Gabriele Buffoni del Tirreno cosa ne pensa. Sì, come hai detto tu Alessandro, intanto buonasera a tutti i telespettatori. La partita, i favori del pronostico di questa partita sono ovviamente a favore del Forte dei Marmi, ma il Sardana sulla pista di casa e soprattutto al debutto del campionato è sempre una sfidante molto molto ostica. Tra l'altro i precedenti parlano da soli. Nelle ultime due stagioni, la scorsa stagione, quella interrotta dall'emergenza coronavirus, ci fu un pareggio, non era l'esordio, era la quinta giornata, e proprio nella stagione 2018-2019 che ricordavi prima, l'ultimo scudetto assegnato, il Forte Armi cadde proprio qui al debutto al vecchio mercato. Era la prima giornata, era la prima partita di Alessandro Bertolucci sulla panchina di Sardana. Sardana e Forte dei Marmi comunque hanno rappresentato in questi ultimi anni realtà straordinarie, i versigliesi hanno vinto campionati, mentre ora osserviamo un minuto di silenzio in ricordo dei due arbitri che sono mancati nel corso dell'estate. Dovrebbe scattare almeno. Tanta referta a disposizione di Orlandi, l'allenatore del Forte dei Marmi. Ci sono Ognatta con il porta, numero 22, Motarà numero 2, 4 Giovannetti, 5 Ambrogio, 6 Pardini, 17 Sciavi Rubio, l'ex di turno, 18 Casas Rossano, 63 Antonioni, 77 Maremmani e 74 Bertozzi. I padroni di casa di Ale Bertolucci sono in pista con il numero 10 Simone Corona, con il numero 11 Davide Borsi, numero 57 Francesco Rossi, numero 1 Nicola Spezzini, numero 88 Francesco De Rinaldis, numero 55 Juan Galbas Pedrol, numero 87 Francisco Pinazzari, numero 5 Matteo Risfogliati, il numero 9 Matteo Cardella, il numero 58 Alessio Bianchi. Una partita, come dicevamo, con Gabriele aperta a qualsiasi pronostico, con Sardana gasatissimo per iniziare nella propria pista, ma Forte dei Marmi sicuramente una intelaiatura ormai da 4 anni comprovata. C'è da dire una cosa, Alessandro, sulle formazioni questa sera. Sono due grandi assenti. Da una parte Osorio, che è il nuovo acquisto del Sardana, che purtroppo proprio per le limitazioni dovute al coronavirus ancora non è potuto unirsi al gruppo di Alessandro Bertolucci. Dall'altra il grande assente del Forte Armi stasera è Jordi Burgaia, infortunato al ginocchio già in precampionato e di cui ancora non si sanno i tempi di rientro. Dicevamo con Gabriele dunque degli assenti: Osorio nelle file di Sardana, rimasto in Cile, e Burgaia, assente pesanti, ma quelli che sono in pista sono sicuramente in grado di offrire un grande spettacolo.
nelle file del Forte vedo davanti a Gnatta il numero 5 Ambrosio, poi c'è il numero 17 Xavi Rubio e il numero 18 Martin Casas con il numero 2 Davide Mottaran. Nelle file di Sardana davanti a Corona ci sono numero 11 Davide Borsi, il numero 57 Chicco Rossi, il numero 55 nuovo acquisto Juan Galbas Pedrol e il numero 87 Francisco Espinazzar. Si gioca di fronte a 200 spettatori tutti distanziati e mascherinati. Dirigono galoppi di Pollonica e Fontana di Milano in telecronaca diretta quando sono trascorsi 32 secondi nel corso del primo tempo, ancora 0-0, transizione di Sardana con Galbas Pedrol alla ricerca di Borsi, subisce il fallo. È anche una stagione delle nuove regole, ricordiamo per esempio fondamentale sui rigori, l'arbitro darà il via all'azione e valuterà, ha la facoltà di valutare il movimento del portiere e soltanto alla fine dell'azione deciderà se sanzionare il portiere. Una protesta del giocatore tiratore, per esempio, invece potrebbe portare all'ammonizione del giocatore tiratore e alla designazione di un altro tiratore, ma lo vedremo nel corso del match. Intanto c'è il primo fischio di Galloppi, si ricomincia con Casas Lossano pressatissimo da Rossi, Davide Mottaran, ancora Lossano, prova la conclusione alta sulla trasversale, il recupero dalla parte opposta, Sardana che transizione mette in mezzo ma non trova la deviazione Chicco Rossi. Attenzione ancora Sardana che interrompe, sempre Rossi, lo scarico su Borsi, la conclusione viene bloccata dagli avversari, ancora Borsi fermato. Trascorsi già 2 minuti, 0-0. Gabriele, che impressione hai? Beh, come al solito il vecchio mercato regala subito tanto ritmo partita perché la pista è più corta, vedete ogni possesso si trasforma poi di fatto in un tiro in porta. Intanto vediamo ancora il Sarzana in avanti. C'è stato quasi gol del nuovo Juan Galbas Pedrol che ha messo in difficoltà Gnatta. Sì, a Sardana la pista è leggermente più corta e stretta rispetto a quelle delle altre piste italiane e comunque sono anche le due formazioni che sono in grado di andare a 1000 nella prima giornata. C'è da attenderci soltanto il massimo da queste scuole. Rossi, il palo di Gnatta sulla palla di Gnatta, molto vicino Sardana. E questo è un colpo che Francesco Rossi ce l'ha un po' nelle corde, giocatore tra l'altro uno degli ex dell'incontro, prezioso a forte d'armi, anche se poi ha avuto un po' meno spazio in quella stagione con Pierluigi Bresciani. Tanto ancora il Forte dall'altra parte e lì grande rischio per il Forte per finire in vantaggio. La pista di Sarzana è anche una pista dove anche chi finisce in svantaggio spesso può dire di nuovo la sua in brevissimo tempo. La cosa fondamentale, ne parlavo proprio con Alberto Orlandi alla vicina di questo incontro, proprio il tempo di reazione che dai portieri fino all'ultimo giocatore di movimento devono avere al massimo le squadre. In effetti è proprio così, a Sardana si è assistito a clamorosi capovolgimenti di risultati, anche vantaggi di +3, +4 e +5 non sono bastati alla squadra avanti per portare a casa la vittoria. Tanto Sardana che gioca in maglia bianca, come vedete, con Borsi, fa circolare la pallina il Pinazzar, Galbas pressatissimo, cerca di togliergli la pallina Ambrosio, non c'è riuscito ancora Rossi
Rossi e Motaran, scarica sempre su Galbas, non c'è fallo, dicono gli arbitri. Ricordo che dirigono di fronte a spalti gremiti Galbas e Fontana di Milano. C'è un'altra situazione di gioco fermo al terzo minuto e 48 secondi di gioco. Sardana e Follonica sono ancora sul punteggio di 0-0. Ecco che riprende sempre Sardana, da Borsi a Rossi, la perde Rossi, recupero di Davide Motaran e poi Ambrosio. Borsi solo per un attimo, Casas Lossano l'è andato a bloccare. Ancora forte, buona l'azione Ambrosio. Ancora Ambrosio e Rossi. C'è il fischio a favore del Forte dei Marmi. Sempre risultato a reti bianche. 4 minuti e mezzo di gioco. E attacca ancora Motaran. Casas Lossano la perde. Francisco Pinazzar. Aveva tentato il numero su Galbas, Marti Casas. Intanto attenzione, Galbas, Chicco Rossi di pochissimo alto. Fiora il gol Sardana con l'azione di Perro Galbas. Manca poco, ma le porte dovranno capitolare. Però Ambrosio, una magia, non è riuscito a concretizzare. E poi ci dice il fallo di Galbas. Una steccata sulla propria stecca, gran numero quindi Ambrosio, che aveva cercato di servire in maniera un po' volante Marti Casa sul secondo palo. Sardana che rientra in possesso di pallina ancora con Galbas, prova ad andare via, scarica all'indietro su Borsi e poi Pinazzar la perde, transizione di Casas Lossano, poi Ambrosio. Non va alla conclusione. Sardana esce vincitore con questa pallina di Pinazzar che la serve su Rossi, ma la difesa è molto alta, Gabriele, quella del Forte dei Marmi. È un metodo di gioco questo di Alberto Orlandi che si è visto già in alcune amichevoli di precampionato, un Forte molto aggressivo anche in fase difensiva. È un gioco che ben si adatta a questo tipo di pista dove appunto le distanze sono decisamente più ridotte e quindi una difesa alta costringe l'avversario o a tirare troppo presto o a rendere più frenetica la propria azione. Comunque Sardana pericoloso in almeno 2 occasioni limpide. Abbiamo visto poco fa la parata di Corona sulla conclusione di Ambrosio. Altra occasione gol. Rossi lotta con grande accanimento sotto le planche, ancora Federico Ambrosio, transizione di Casas Rubio. di Xavi Rubio, ancora Ambrosio fermato. Pinazzar carica su Rossi che si alterna dal centrale offensivo al centrale di iniziazione. Ancora Rossi, va Rossi fermato, recupera però Galbas. Borsi, Rossi prova a venire via, non ce la fa Rubio, Xavi Rubio, alto di pochissimo, ancora non aggancia il Pinazzar. Dopo un inizio frenetico le squadre cominciano a rallentare. Stanno molto attente soprattutto alla fase difensiva anche il Sardana. Se ci ha fatto caso Alessandro, ogni volta che Ambrosio ha pallina sulla stecca lo raddoppiano sempre, c'è Borsi e c'è anche Chicco Rossi che fa una specie di gioco a elastico avanti e indietro, quasi in un verrebbe da dire quasi playmaker, no? Fossimo nel basket. Infatti avevamo notato poco fa come si alternasse come perno principale davanti a Corona, come sia anche all'occorrenza l'uomo più pericoloso dalle parti di Niata. È una duttilità che appartiene al senso e alla sagacia tattica di Alessandro Bertolucci, che ci ha lavorato moltissimo in questa estate
difficile per lo sport e per tutti noi. Ma i meriti che Alessandro Bertolucci ha su questo Sarzana sono innegabili. Io mi ricordo primo anno di Bertolucci, se non ricordo male, appunto la finale di Coppa Italia, lui fece un lavoro veramente Finale di Coppa meraviglioso. Italia e anche di Coppa Cers, purtroppo persa in Spagna. Fu una stagione meravigliosa. Tanto i falli di squadra sono 4 a 4 testa. a testa. Quindi siamo ancora abbastanza lontani da quel 10° fallo che poi, lo ricordiamo, concede alla squadra che subisce il 10° fallo di sfruttare un tiro diretto. Tanto 8 minuti di gioco, 0-0. Quando attacca Galbas, lo scarico su Borsi, poi ancora il Pinazzar, ancora Borsi. Dalla ricerca è entrato De Rinaldis al posto di Rossi. Francesco De Rinaldis che è tornato a Sardana dopo la parentesi di Lodi. 2 volte a Lodi e 3 volte a Sardana, l'ex giocatore alle dipendenze dagli altri allenatori di Nuno Resende. Forte dei Marmi, molto ben schierato a protezione di Ignata. C'è il fallo di Xavi Rubio. Tanto l'unico risultato che finora sulle piste italiane si è sbloccato è quello tra Bassano e Breganze, 1-0 del Bassano, altra grande, quantomeno sulla carta, rivelazione, Alessandro, di questo campionato, che alla griglia di partenza sembra molto equilibrato quest'anno e con tante mine vaganti, tra cui proprio il Sarzana. Direi che Bassano, ricordo le parole di ieri di Ale Bertolucci, che Bassano, trissimo, Forte dei Marmi e Lodi le ha indicate come le formazioni che possono ambire tranquillamente al titolo in un campionato che sembra essersi livellato verso l'alto. Attenzione intanto a Xavi Rubio, scarica Motaran, la parata di Corona. Motaran, il presidente Corona l'ha sempre definito al vecchio mercato: non vorrei mai essere contro uno come Davide Motaran, Un i suoi fisico tiri, eccezionale, una tecnica meravigliosa. ma poi ha una potenza nel tiro veramente eccezionale, e qui può essere letale in questi casi. Tanto Gnata ha detto di no il Pinazzar, si va al primo time out, giocati 9 minuti e 19 secondi, Sardana 0, Forte dei Marmi 0, ma la partita è bellissima. Sì, ci mancava anche l'hockey, bisogna dirlo. Rivedere un po' questi ritmi partita, tante azioni, tante occasioni da gol su entrambi i fronti. Belli 9 minuti e 19 secondi, belli emozionanti, Alessandro. Però ancora nessuno si è sbloccato, quindi si sono studiate bene le due squadre e oggettivamente, come ricordavi, si sta parlando di due squadre che nel precampionato hanno entrambe fatto molto bene. Il Forte non ha perso nemmeno un amichevole e il Sarzana anche ha giocato. Ha perso con l'Oli, ma ha vinto due tornei qui, il torneo GMB Fissi e il torneo di Correggio la settimana scorsa. Esatto, quindi insomma entrambi hanno dimostrato una forma notevole nel precampionato e si sta vedendo anche stasera in questa prima partita. Rompere il ghiaccio non è mai facile, ma lo stanno facendo bene entrambi. Riprendiamo, ripeto, agli ordini di Galloppi di Follanica e Fontana di Milano. Ripeto, giocati 9 minuti e 19 secondi, 0-0. Nel mio personalissimo cartellino 4 occasioni gol Sardana e altrettante Forte dei Marmi. Ma il risultato deve ancora sbloccarsi e speriamo accada il prima possibile per assistere a uno spettacolo ancora migliore rispetto a quello che è già stato offerto fino a questo momento. Ancora Sardana, lo scarico di De Rinaldis, poi Francisco Pinazzar, scarica, eccolo ancora Galbas. Casas Rossano, ancora Galbas, viene fermato da Ambrosio, una magia, 2 volte. Ambrosio, giocatore meraviglioso. A Sardana gli abbiamo visto fare delle giravolte, dei gol incredibili.
Gran parata di Corona, forse meglio la seconda che la prima addirittura, perché non era facile andare su quel palo. Un'escalation, non era facile tirare a quel modo, non era facile parare la prima conclusione, non era facile recuperare la pallina, non era facile dire ancora una volta di no. Ancora Davide Mottaran scarica Casas Lossano, Xavi Rubio, Mottaran gira la pallina del Forte. Rimette in mezzo Ambrosio, non riesce a deviare di volo. Ancora Sardana con Galbas. Ipinazzar. Scambia ancora con Borsi e poi Galbas la perde. Gioco facile per la difesa del Forte. Da notare anche l'estrema correttezza, perché gli arbitri intervengono molto raramente. Intanto siamo all'11°, sempre 0-0. Xavi Rubio, che qui a Sardana fece una stagione meravigliosa. Attenzione a Ipinazzar, ha provato a servire sotto misura De Rinaldis, buona la difesa del Forte, che poi perde la palla in zona d'attacco. Tutto regolare, dice Galloffi. Non regolare l'intervento di Ambrosio su Ipinazzar, che poi il blu. Sì. Blu per Ambrosio. Peccato, perché Ambrosio forse è stato il migliore in pista per il Forte dei Marmi, però era il secondo fallo in successione e questo ha proprio bloccato, praccato l'avversario alla balaustra, l'ha tenuto fermo, quindi ci sta il cartellino blu. Peccato perché Ambrosio, scusa Gabriele, Galbas per il primo gol in campionato. Galbas contro Ignata. Vediamo se si sblocca subito il nuovo acquisto di Sardana. Juan Galbas Pedrol contro Riccardo Ignata. 11 minuti e 21 secondi di gioco finora. Galbas contro Ignata. E la parata di Ignata. ha scelto il tiro piazzato anziché affrontare il portiere 1 contro 1. Può essere una soluzione, ma contro Ignata difficile beffarlo in quel modo. Ecco il gol! E gol di Sardana che si tronca! E gol! Il gol in tocco finale di De Rinaldis! E Deri gol! Papara Deri gol! Guarda Deri gol! Francesco De Rinaldis torna al gol dopo 11 minuti e 36 secondi. Mentre si fanno sentire i giocatori del Forte dei Marmi, anche Ignata è andato a protestare da Fontana, dall'arbitro Fontana di Milano, perché dicevano che De Rinaldis era appostato nella retta piccola del portiere, nella lunetta piccola, però gli arbitri non hanno avuto dubbi, l'ha convalidato proprio entrambi gli arbitri, in particolare Galoppi, sono andati subito a convalidarlo. Quindi 1-0 Sarzana, subito dopo il tiro diretto fallito. La spizzata vincente di De Rinaldis, un gran ritorno per lui qui dopo una stagione a Lodi in cui ha trovato spazio ma non tanto magari quanto sperava. Sicuramente per Francesco una grande soddisfazione, è stato capitano di questa squadra, è cresciuto qua. Sulla protesta Forte Marmina mi sento ora rivedendo, attenzione, dice di no, Corona, Xavi Rubio, parata miracolosa. Dicevo sulle proteste Forte Marmina rispetto al gol di De Rinaldis, mi sento di condividere il dubbio dei rossoblù, perché effettivamente De Rinaldis era a mezzo millimetro dalla linea di porta. Diciamo che lasciando il beneficio del dubbio poteva essere al limite della lunetta. Certo è che comunque si sono spente anche subito le proteste, segno che Orlandi ha subito richiamato in linea i suoi. La partita è ancora lunghissima, ma il Sarzana è avanti e questo potrebbe anche essere importante per vedere come cambia adesso il match, Alessandro.
Può succedere di tutto, abbiamo già visto una reazione meravigliosa del Forte dei Marmi, tarantolato. Corona ha già detto di no con un miracolo su Ambrosio, e da come si sta mettendo i giocatori di Alberto Orlandi stanno esercitando una pressione straordinaria nei confronti dei padroni di casa, molto più di quello che è successo peraltro in maniera costante dall'inizio del match. Adesso bisognerà vedere la reazione soprattutto di Marti Casas, Alessandro, per... Oh, il gol, il raddoppio di De Rinaldis! Raddoppio ancora, Deri gol! Deri gol al 12:46, incredibile doppietta di De Rinaldis, 2 minuti e 46 secondi, 2-0 di De Rinaldis. E su questo di dubbi non ce ne sono, perché era praticamente un rigore. Si è girato a una rapidità sorprendente De Rinaldis per insaccare il tiro dalla distanza, se non sbaglio, di Borsi, Alessandro. Gran gol questo, veramente gran gol, 2-0 Salzano, e ora cambia davvero la partita. E il 2-0 un po' a sorpresa, perché la conclusione di Borsi era veramente tendente a alleggerire più che a offendere, ma evidentemente Davide aveva visto Francesco sotto misura e la sua deviazione è stata meravigliosa ancora una volta. Attenzione a Borsi, che ha provato una delle sue azioni personali dalla parte opposta a Xavi, dietro la porta. C'è un fischio di Galloppi, tutto regolare, soltanto la pallina assegnata al Forte che è sotto di 2-0 per effetto della doppietta di De Rinaldis all'11:36 al 12:46. 11 minuti e 25 alla conclusione del primo tempo in questo momento. Mi ha strozzato la frase a metà il gol di De Rinaldis. Tanto attenzione, ancora Agnata sul primo palo, qui una parata abbastanza regolare per il portiere del Forte dei Marmi. Ancora il Sarzana che ci prova dalla distanza. Dicevo, mi ha strozzato un po' la frase a metà, stavo dicendo bisogna vedere la reazione di Casas in questi 2 minuti in cui mancherà Federico Ambrosio, perché forse è stato quello che è un po' mancato negli agganci delle palline offensive del Forte dei Marmi. È lui adesso il perno, quello che deve dare un po' più di pressione là davanti. Il paradosso è che con il blu a Ambrosio, Sarzana non ha segnato subito, ha segnato 10 secondi dopo, ha potuto rientrare in 5 effettivi il Forte dei Marmi, che però poi nello sforzo massimo per rimettere subito in parità il risultato ha incassato anche il gol del 2-0. Ora il Forte che cerca di fare ordine. Vediamo ancora Ambrosio e Xavi Rubio, è entrato anche nelle file del Forte dei Marmi Maremmani, Giacomo Maremmani, numero 77, mi sembra al posto di Xavi Rubio. No, Xavi Rubio è ancora lì, ma è Ambrosio che è entrato adesso al posto di Casas. Che è potuto rientrare dopo l'espulsione di 2 minuti. Attenzione ancora a Sarzana, che conduce 2-0 alla giravolta di Borsi, non riesce a trovare la porta. Motaran scarica all'indietro, ancora Xavi Rubio non trova lo spazio per concludere, poi De Rinaldis si interrompe, la perde Pinazzar, Xavi, la parata di Corona, ancora Forte dei Marmi vicino al gol, intanto dall'altra parte ci prova Borsi, scarica all'indietro Galbas, poi Chicco Rossi. Va Chicco, la conclusione, parata di Ignata, Xavi Rubio pressato da Rossi, ancora il Forte cerca di organizzarsi con Motaran che è andato a fare l'attaccante davanti a Corona. Più la boa in attacco. La boa. Attenzione, Maremmani la perde. Galbas, De Rinaldis ha provato il numero ancora, De Rinaldis che quest'estate aveva una barba e un colore dei capelli molto vicini a Neymar Junior, giocatore di calcio. Tanto si lamenta Maremmani.
Intanto è rimasto a terra Francesco Rossi, sì, qua sotto la tribuna stampa, proprio per lo scontro con Maremmani. Viene chiamato il time out. Un forte comunque Alessandro che dopo i 2 gol, doccia fredda del doppietta di De Rinaldis in grande spolvero, fa un po' più di fatica. Bisogna dire che gli manca un po', la sensazione che gli manca al Forte quell'ultimo passaggio, fa grande densità difensiva il Sarzana, non permette il passaggio filtrante, quel taglio in area che per Ambrosio è, diciamo, manna dal cielo, e infatti i pericoli maggiori del Forte sono arrivati o dalla distanza oppure nella discesa dalla corsia laterale di sinistra, sfruttando magari quelle poche disattenzioni difensive di un Sarzana che è veramente molto ben messo in pista, molto attento. In effetti ha accusato la botta del 2-0 per come è maturato. Il Forte credeva giustamente, anche per la reazione che ha immediatamente avuto, di poter impattare immediatamente, invece c'è stato il gol del 2-0. Adesso vediamo cosa succederà. Intanto sulle altre piste Bassano Breganze 2-1, il Grosseto vince 1-0 nel derby toscano contro il Follonica e Sandrigo Lodi 1-1 al momento. Quindi succede di tutto, l'hockey non c'è pronostico. Siamo rientrati tutti in pista. Parte ora il Sarzana con Francesco Rossi, prova a condurre l'azione, marcato stretto da Maremmani, al giro dietro porta. Sempre chiusissima, Gabriele, la difesa del Forte. Tanto c'è stata questa pallina alzata, rischio fortissimo del Forte dei Marmi. Attenzione, a Maremmani la perde. La va a recuperare Francesca De Rinaldis. Neymar, Galbaf, Gnata, ancora Ambrosio, e Martin Casas Lossano non trova la porta. Ancora si lotta con grande accanimento, salva tutto Galbaf, con sicurezza. Galbaf ha provato la confusione, non è riuscito a trovare la porta. Tanto mancano 7 minuti e 20 alla conclusione del primo tempo. Sarzana 2, Forte dei Marmi 0. Incredibile primo tempo. Tanto c'è, attenzione, il fallo chiamato con una frazione di secondo a Maremmani, di ritardo a Maremmani. Fallo c'era, Alessandro. Fallo c'era. Sì, ha fischiato con un istante di ritardo, ma fallo. Come se avesse dovuto rielaborare nella sua mente la dinamica del fallo, Galoppi. Tanto gran lavoro di Paul Galbas, Paul è fratello di Juan Galbas in difesa, si è presentato molto bene il nuovo acquisto, non è andato a segno in quel tiro diretto, ma in difesa sta facendo sentire la sua abilità tecnica. Infatti autorevole l'ultima sua uscita pochi secondi fa, recuperando una pallina che poteva creare il gol del 2-1 del Forte dei Marmi. L'ha fatto su Ambrosio, non uno qualunque. Appunto, sul migliore in campo, in pista. Attenzione, ancora Galbasso. E De Rinaldi si mette in mezzo, ma la pallina arriva sulla stecca di Maremmani. Pressato, controllato da Rossi, gioca a uomo in questa fase Sarzana, prova Motaran, la sua confusione respinta. Martin Casas Lossano, il regista della squadra di Orlandi, poi c'è il colpo irregolare di pattino di Picco Rossi. Si ricomincia con il Forte dei Marmi. Ambrosio non riesce a girarsi, Rossi. Attenzione ancora, Martin Casas Lossano la perde, ancora la difesa coriacea di Sarzana, di Pino Azzar, gliel'ha toccata all'ultimo momento
Casas Lossano ha dovuto ricominciare Sardana l'azione, tanto sempre 2-0, 5:50 alla conclusione del primo tempo. Gabriele, prevedo un Forte dei Marmi arrembantissimo in questa fase finale. Bisognerà vedere adesso a livello mentale come reagirà la squadra, perché attenzione, Eccola ancora Botaran in area, la parata di Corona su Davide Botaran. Infatti, come possiamo notare, il pressing Forte Marmino è più intenso che mai. Attenzione che Galloppi, e la parata col casco, la parata col casco ha mosso l'infrastruttura della protezione del viso di Simone Corona, che qui una volta nel 2018, stagione 2017-2018, rimase imbattuto proprio contro Forte dei Marmi nella partita più bella della storia in Serie A di Sardana, che terminò incredibilmente con il risultato di Sardana 3-0. Corsi e ricorsi storici vorrebbero i tifosi, gli incessanti, anzi se Gaetano mi inquadra gli incessanti, Gaetano De Benedetto è quello che sperano loro. Il gruppo organizzato è diventato tale solo per amicizia con Alessio Perroni, che non gioca più qui ma che è sempre qui con noi dopo il suo passaggio al Grosseto. È raro che un gruppo di ragazzi ventenni diventino ultras di una squadra di un qualsiasi sport per amicizia con uno che gioca a quella disciplina. Intanto Corona ha detto di no ancora una volta a Xavi Rubio, transizione di Pinazzar, poi Rossi mette in mezzo ancora Sardana con Borsi che è rientrato, i Pinazzar, ancora il Pinazzar, scarica Borsi. Tanto il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. 4:45 alla fine del primo tempo, sempre Sardana 2, Forte dei Marmi 0. Quando attacca ancora Maremmani, scarica su la pallina, è stata giocata anche da Ambrosio, Xavi Rubio, Martin Casassossano, Xavi Rubio, Xavi che ha un tiro dalla distanza meraviglioso, deve ricominciare da Ambrosio, serve il gol di Federico Ambrosio. Gabriele, tanto è rimasto a terra Casas, fortuitamente colpito Casas Lossano. sì, non credo che sia nulla di grave, è rimasto a terra il giocatore del Forte, gioco fermo. È un Forte che si sente la mancanza di un giocatore come Burgai, un giocatore che riesce a darti, è un po' il metronomo della squadra, no? Si sente molto la sua mancanza, però mi aspetto un po' di più, devo essere sincero, da questo Forte dei Marmi. Bravo il Sarzana, perché comunque il Forte sta attaccando e sta attaccando bene, bravissimo Ambrosio perché le sta provando tutte, però Sarzana, come dicevo prima, sta facendo una grande densità in area di rigore e quindi impedisce proprio al Forte di trovare quella soluzione lucida che può mettere in difficoltà un portiere come Corona, che comunque si è attestato nelle ultime stagioni, insomma, come un portiere molto molto solido, e l'ha dimostrato anche con quella parata di casco su Motaran. Non so quanti portieri ci metterebbero la faccia letteralmente sul tiro di Motaran. Ricordiamo che eravamo appena sull'1-0 e tra l'altro in porta gioca Simone, così come giocava suo papà Maurizio, ora presidente principale artefice del miracolo Sardana Hockey, sponsorizzato ancora una volta Credit Agricole. Attenzione ancora al Forte, Xavi Rubio la regala a Sardana ma recupera Maremmani, va Maremmani, Corona allontana, recupera ancora Ambrosio, poi Ipinazzar con tranquillità, Rossi e anche l'autorevolezza con cui controllano la pallina i sardanesi, che mette un po' in difficoltà i Forte Marmini. Peraltro siamo sempre davanti al dilemma: qual è il merito, fin dove arriva il merito di Sardana nel limitare le azioni ospiti e viceversa. Intanto ancora il Forte, Xavi Rubio non ci sta, la squadra di Alberto Orlandi, però Xavi perde la pallina ancora una volta.
e Sardana a 3:10 dalla conclusione del primo tempo governa l'ennesima pallina con Davide Borsi. Davide Borsi dietro la porta, si libera, non trova lo spazio per il tiro, poi si trova Galbach, la pallina a coperta, time out, 2 minuti e 57 secondi, Sardana 2, Forte dei Marmi 0. Orlandi ha chiesto ai suoi di provarle tutte, ha alzato ancora di più il baricentro Forte dei Marmi, se già prima avevamo visto la difesa alta, no, della squadra versilese, adesso praticamente la linea difensiva, se possiamo così chiamarla, nel senso che o Xavi Rubio o Motaran, secondo chi è in pista, si è praticamente assestata nel cerchio di centropista, e da lì è un segno chiaro, vuole almeno tentare di riaprire la partita prima della fine del primo tempo, almeno accorciare le distanze in modo da ridarsi lo slancio poi per la ripresa. Chiaro che 2 gol nell'hockey, abbiamo visto tante partite, Alessandro, che 2-0 non è niente, specialmente appunto, come diciamo, in una pista come questa che concede tantissime occasioni da gol, e le stiamo vivendo stasera, però un 2-0 contro questo Sarzana molto ben organizzato non è semplice da recuperare. Bisogna anche capire, questa è una domanda che ti faccio a te, Alessandro, che conosci un po' meglio la realtà di Sarzana, quanto la tenuta fisica, visto che siamo anche alla prima partita e ovviamente è un fattore di cui tener conto, del Sarzana, può tenere a lungo contro questo pressing ossessivo del Forte dei Marmi a livello offensivo. Ma io credo, non per essere ottimista nei confronti del Sarzana, ma la preparazione è stata talmente accurata da parte di Alessandro Bertolucci che è molto difficile pensare a una squadra che possa avere un calo. Dipenderà dalla forza del Forte dei Marmi. Attenzione ancora ai Pinazzar, la palla è stata, non ha inquadrato lo specchio della porta. Ancora il Forte a controllare la sfera. Tanto 2 minuti e 20, contropiede Sardana, Rossi, Gnata 2 volte, incredibile parata di Gnata che ha negato il 3-0 a Sardana. Fotocopia della parata di Corona su Ambrosio, tra l'altro, 2 tiri di Chicco Rossi a distanza ravvicinatissima, e Gnata ci ha messo il casco ancora una volta, ancora Gnata E sta tenendo in piedi la sua squadra. Vediamo Martin Casas Lossano, carica Ambrosio, la conclusione di volo, cioè l'ha controllato e al volo l'ha indirizzata all'incrocio dei pali, incredibile. E sotto misura ancora Ambrosio, non è riuscito a trovare la porta. Massimo sforzo del Forte, mancano 99 secondi alla conclusione del primo tempo. Sardana 2, Forte dei Marmi 0. Dimmi Gabriele. Un gol simile, quello è stato un gol, ha fatto qualche settimana fa Ordóñez in un altro campionato che non è il nostro, di controllo e poi di tiro così quasi ad effetto a ingannare il portiere. Bravissimo Corona qui a pararla, in gergo calcistico diremmo in tuffo. Qui in realtà si è sollevato un poco da terra, ma ha fatto veramente una gran parata. E ancora, come dicevi tu, Forte sta facendo un massimo sforzo proprio in questi 99 secondi, deve cercare di riaprirla, deve perché per forza accorciare per poi dare tutto nella ripresa, perché iniziare sullo 0-2, peraltro abbiamo visto molte volte che chiudere davanti con 2-3 gol di scarto ti può far rientrare in pista troppo molle, e il rischio che corre Sardana in questo momento, non deve mollare, chiedo scusa. Ora c'è il fallo di Rossi, fallo numero 6 per Sardana, altrettanti ne ha commessi il Forte dei Marmi. 1:29 alla conclusione di questo primo tempo. Sardana 2, Forte dei Marmi 0 per effetto dei reti all'11:36 e al 12:46 di Francesco De Rinaldis, che non poteva bagnare il suo ritorno in maglia rossonera, stasera in maglia bianca in modo migliore. Ruba lo spazio Rossi, però il Forte riesce a contenerne l'impeto. Maremmani scarica ancora Xavi Rubio, anche lui insieme
a Ambrogio, forse è stato il migliore dei suoi. E Pinazzar non trova la porta, pallina troppo alta. 62 secondi alla conclusione del primo tempo. Borsi, Sardana deve tenere, il Pinazzar pressatissimo, Borsi cerca ma non trova Rossi, e ora il Forte può ritornare avanti. 40 secondi alla fine del primo tempo. Forte dei Marmi che cerca ostinatamente di accorciare le distanze, sotto 0-2 ma perde la pallina. Ancora una volta la difesa di Sardana eccezionale. Borsi, il Pinazzar, Galbas, Borsi, 20 secondi, il Pinazzar, Rossi, c'è il fallo in attacco, anzi fallo subito da Rossi, sempre la pallina rossonera, dico rossonera per una questione ovviamente di abitudine, ma Sardana è maglia bianca. Ancora Galbas, Borsi, siamo nel finale, 7 secondi, 6 secondi, 5 secondi, conclusione dalla distanza, 3, 2, 1, finisce il primo tempo col punteggio di Sardana 2, Forte dei Marmi 0, con Gabriele Buffoni del Tirreno. Il tuo commento a questa prima frazione. Allora, con Gabriele Buffoni ci sentiamo per la ripresa. Ciao a tutti. Mirko Bertolucci anche. Sì. Eccoci di nuovo in collegamento qui da Sardana, Sardana Forte dei Marmi, secondo tempo, insieme all'amico e collega del Tirreno Gabriele Buffoni. Al microfono vi parla Alessandro Grasso Peroni, la regia è del Principe Re Imperatore Dominus Maximus Eccellentissimus Atque Reverendissimus Gaetano De Benedetto. 2-0 per effetto della doppietta di De Rinaldis all'11.36 al 12.46. Cosa c'è da attendersi lo chiediamo a Gabriele da questa ripresa. Ma io mi aspetto un Forte dei Marmi un po' come gli ultimi 2 minuti del primo tempo, molto arrembante, dovrà cercare di riaprire la partita subito nei primi minuti la squadra di Alberto Orlandi, che ha sofferto e ha accusato molto il colpo di questa doppietta con cui De Rinaldis ha inaugurato questa sua nuova stagione a Sarzana, e mi aspetta con Sarzana sugli scudi, soprattutto in difesa, come ha dimostrato nel primo tempo. Ha fatto un primo tempo praticamente eccezionale nelle retrovie la squadra di Bertolucci, chiudendo tutti gli spazi, annichilendo un ottimo Ambrosio che comunque si è fatto notare, ma affidandosi a un Corona che con le sue parate comunque è riuscito a mantenere inviolata la porta sarzanese, e contro i campioni d'Italia in carica non è affatto facile. Ambrosio che è in pista davanti a Gnatta con il numero 5, con il numero 17 Xavi Rubio, con il numero 2 Davide Mottaran, mentre il quinto giocatore non lo vedo, è Federico Ambrosio.
nelle file di Sardana, sono in pista davanti a Corona con il numero 55 Galbas, il numero 11 Borsi, il numero 57 Rossi, il numero 87 Pinazzar che riceve in questo momento. Lo scarica su Galbas, ancora Borsi. Va Rossi e Borsi. Abbiamo assistito nel primo tempo a un inizio velocissimo, il gol è arrivato dopo 11 minuti e mezzo. Forte dei Marmi, come dicevi tu Gabriele, ha bisogno di segnare immediatamente per mettere molta pressione ai padroni di casa, che da come hanno iniziato mi sembra che tentino di capire se possono gestire la pallina. La chiave della partita sarà proprio la gestione che farà il Sarzana della sua parte difensiva, perché è chiaro che adesso il Sarzana ha tutto da perdere, no? Sul 2-0 deve riuscire a tenere a freno quanto più possibile lo slancio del Forte dei Marmi. Intanto attenzione, aveva tentato la spizzata Marti Casas davanti a Corona, non è arrivato sulla pallina. E comunque è arrivata una bordata incredibile di Davide Mottarani. Esatto. Dicevo, la chiave sarà proprio quanto il Sarzana riuscirà a tenere, perché poi più a lungo terrà il Forte lontano dal gol, più possibilità avrà la squadra di Bertolucci di gestire il finale di partita, perché poi il Forte potrebbe rischiare di perdere la testa in questa prima partita di campionato e soprattutto potrebbe farsi sentire la fatica. Dunque la chiave del match, sono d'accordo con te Gabri, è proprio il gol del Forte. Se il Forte segna subito cambia il match, altrimenti tutto gioca a favore dei sardanesi. Rossi, tanto a proposito dei pareri di casa, 2 minuti dalla ripresa, sempre 2-0, 2 minuti giocati. Intanto il Forte con Xavi Rubio si è lanciato, come fa sempre fatto del resto in questa occasione, anche quando vestiva la maglia di Sardana. Forte dei Marmi che attende i sardanesi e accelera la propria manovra quando entra in possesso di pallina, anche per risparmiare energia. Intanto c'è stata una bella iniziativa di Xavi Rubio che ha rubato la pallina. Ambrosio cerca Martin Casas Lossano che recupera, il fallo è sardanese. Voleva il blu Marti Casas per aggancio, ma ha visto bene secondo me Galoppi. Il fallo c'è tutto, ma non era fallo da cartellino blu, almeno secondo me. Poi non abbiamo i replay, è chiaro, è difficile giudicare, ma Galoppi era lì, era in un'ottima posizione. È un po' arrabbiato Marti Casas, ma questa è un'ottima posizione soprattutto per uno come Motaran che potrebbe tentare il tiro di potenza. Infatti da come si stanno disponendo, la pallina sarà toccata a Motaran da Xavi Rubio, eccola lì, ma si infrange contro la barriera, recupera ancora Motaran, poi la perde Galbas. Borsi, niente da fare per Sardana che ora subisce la difesa. Attenzione a Martin Casas Lossano, la parata di Corona e poi ancora Sardana con Galbas. Per un attimo Xavi Rubio ha rischiato l'autorete, poi va via, la perde. Pattinata di Xavi Rubio, un po' diciamo allegoricamente inventata dagli arbitri. È un po' dubbio, sì, perché forse è stato tratto in inganno Galoppi dal fatto che Xavi Rubio aveva allungato la stecca per strappare proprio la pallina dalla stecca avversaria. Invece ha visto questo tocco di pattino Galoppi, francamente noi dalla nostra postazione non l'abbiamo proprio vista. Però diamo sempre il beneficio del dubbio agli arbitri. Ma in questo caso non direi, perché è proprio davanti a noi. Comunque, per l'amor di Dio, errare umanum est. E va avanti Forte, ancora con Xavi, che qui ha regalato gol meravigliosi. Casas, niente da fare. Marti Casas potrebbe essere la chiave della partita, perché nel primo tempo non si è fatto vedere troppo e invece c'è in questo secondo tempo almeno in un paio di occasioni ha impegnato Corona. Bravo tra l'altro prima nell'intervenire, aveva tentato di fargli passare la pallina tra le gambe, è stato bravo Corona ad abbassarsi subito. Se Marti Casas mette un po' il brio, che nel primo tempo è un po' offuscato, la sua velocità può mettere in difficoltà anche la difesa strutturata del Sarzana, soprattutto nelle fasi di ripiegati. Infatti mi sembra Martin Casas
sta giocando per non dare punti di riferimento agli avversari, si sta riuscendo molto bene. Sardana però sembra fino a questo momento sta tenendo, siamo al quinto minuto della ripresa, 20 al termine, manca una vita, attenzione ancora al forte, ha cercato il primo palo Ambrosio di intelligenza, ma ha capito tutto Corona. Galbas non trova la porta, ancora Sardana, Borsi ricomincia, sempre Sardana 2, forte 0, va Borsi, la perde ancora per Xavi, Ambrosio, Federico Ambrosio. Cartellino mi sa che arriva il cartellino blu. Sì. Sì, perché ha dato una steccata sulla mano portante di Ambrosio, che abbiamo visto dolorante gettarsi a terra. Qui il cartellino ci sta. 4 minuti e 39 secondi. Quindi occasionissima per il Forte, perché adesso potrà godere di un tiro diretto mentre viene chiamato in pista il massaggiatore del Forte dei Marmi. Ambrosio molto dolorante. In effetti la steccata lì c'è stata, non credo fosse volontaria, infatti è stata punita con un cartellino blu come da regolamento. Non c'era cattiveria nel gesto di Galbas, però sicuramente si è fatta sentire. Quindi fuori 2 minuti Galbas, vediamo se Forte riesce a segnare con Martin Casas Rossano. Guarda caso il giocatore decisivo che hai citato tu, Gabriele Buffoni. Casas Rossano contro Corona, quando Ambrosio sarà in grado di riprendere a giocare. Tanto si sentono vibranti le proteste di mister Orlandi, chiamato anche il medico del Forte dei Marmi in pista per vederlo. Mister Orlandi stava protestando proprio con gli arbitri, dicendogli che non è la prima volta che cercavano di pinzare Ambrosio, che proprio ora esce molto molto dolorante dalla pista. Si tiene il braccio, vediamo se riescono a rimetterlo in sesto in breve tempo. Intanto è entrato Maremmani al suo posto. È entrato Giacomino Maremmani. Dunque Casas Rossano contro Corona. Questa può essere un'occasione chiave per il Forte dei Marmi, perché anche se non segnasse Casas avrebbero 2 minuti di power play. Ecco Casas e Corona fuori. Ora vediamo se Sardana ottiene la prima situazione di power play della stagione. Vediamo cosa riesce a fare Forte. Xavi Rubio, Motaran, Xavi, Sardana con un uomo in meno per l'espulsione temporanea di Galbas, e il tiro di Martin Casas Rossano parato da Corona, il tiro libero. Tanto Maremmani non è riuscito nel gioco di volo. Sardana prova a tenere la pallina, c'è il fallo forse di Rossi, ma si continua a giocare. Motaran, ancora Motaran, Maremmani, Motaran, prova Motaran la finta, Maremmani ha segnato Xavi Rubio. Xavi Rubio accorcia le distanze esattamente al quinto minuto e 47 secondi. 2-1 Xavi Rubio e la partita si riapre. Con 19 minuti e 13 secondi ancora da giocare, veramente c'è un mondo di tempo per recuperare per il Forte dei Marmi. Adesso il Sardana non può più gestire, attenzione, tanto Motaran aveva trovato un'apertura, però il suo tiro è finito fuori misura
Può ripartire il Sarzana, De Rinaldis, Sarzana che è tornato dopo il gol ovviamente in parità numerica, anche se Galbas ovviamente dovrà finire di scontare la penalità in panca puniti. Certo, infatti al suo posto è entrato De Rinaldis, l'autore delle 2 gol con cui Sardana si era portato avanti. Dunque 2-1, manca una vita, vedremo sicuramente un grande spettacolo prima, dopo e durante il weekend. Tanto c'è la parata lineata sul tiro dalla distanza di Borsi. Sardana che viene col fallo in attacco di Motaran. 7° fallo forte, 8 ne ha commessi Sardana. De Rinaldis, Borsi. Sarzana ha alzato subito il baricentro dopo aver subito il gol del 2-1, non vuole che i suoi, come dicevi tu, si appoggino un po' sugli allori. Alessandro Bertolucci. Ma ancora Sciavi, l'autore del gol, che ha ridotto, che ha dimezzato lo svantaggio dei suoi, poi Motaran la perde, De Rinaldis, Borsi, la parata di Niata, poi Borsi l'aveva rimessa in mezzo. Non l'ha capito De Rinaldis fino in fondo. E dall'altra parte ancora Corona dice di no a Xavi Rubio, Ipinazzar, Borsi, la respinta di Motaran, poi Ipinazzar, De Rinaldis, ancora Ipinazzar, fase di gioco bellissima. Ipinazzar dietro la porta, carica. Borsi trova De Rinaldis, Ipinazzar ha cercato sotto misura Rossi, ma è stata buona la difesa del Forte con Cagias, Lozano. Ed è un tiro diretto. Tiro diretto. No, non è un tiro diretto. Punizione. Avevo visto partire Galoppi, ma ovviamente punizione normale. Aveva tentato il numero Martí Casas, veramente rocambolesco questo fronte contrapposto del Forte dei Marmi. Aveva avuto un'occasione il Sarzana, non aveva visto l'inserimento di Chicco Rossi, Pinasar si era portato la palla dietro porta, poteva servirlo al vertice basso, era solo, molto pericoloso lasciarlo lì. Comunque è stato un cost to cost fantastico di Martin Casas Ossano, non è riuscito a segnare. Ancora Sarzana. E ora il pressing del Forte è diventato ancora più vertiginoso. Sardana con Galbas, scarica Borsi e ancora De Rinaldis, si è liberato il Deri 2 volte, ancora Gnata, bravissimo. De Rinaldis davvero in grande spolvero in questa partita. Ha delle movenze di una velocità che non mi ricordo avesse negli ultimi anni. No, francamente no, soprattutto anche a nodi. Sai perché? È diventato papà poche settimane fa. Ah, deve essere quello che anche Ambrosio è diventato papà quest'anno, infatti sono i 2 migliori in pista per ora loro. E quindi il nuovo De Rinaldis è la linfa vitale, la benzina per Francesco. Ancora Forte, 2-1, può succedere di tutto, 15 minuti e 50 secondi alla conclusione. Quando attacca Maremmani, lo scarica su Xavi Rubio, ancora Motaran, dalla grandissima distanza, Corona say no, Corona say no. E Motaran l'aveva mirata bene, perché era proprio all'incrocio dei perfetto. Era proprio l'incrocio dei pali, intanto rientra Ambrosio, quindi sta bene fortunatamente il goleador del Forte dei Marmi. Riferirei un fuoriclasse eccelso. È stata l'ultima stecca d'oro Ambrosio per il momento, la più recente. Attenzione, transizione Sardana, Borsi non trova lo specchio della porta, Gnata ha osservato, poi dall'altra parte Xavi Rubio, Xavi dietro la porta, non riesce a servire il compagno, recupera ancora Galbas, numero di Galbas, ancora la pallina persa, velenosa da Sardana che riesce poi a recuperare.
va Ipinazar, Borsi, De Rinaldis, Ipinazar. Davvero bella personalità difensiva questo Joan Galbas, bell'acquisto questo del Sarzana, forse è quello che vi mancava un po' alla squadra di Bertolucci nelle ultime stagioni. Autorevolezza lì dietro, è vero. Ancora Sarzana, Borsi cerca lo spazio per il tiro, poi è pressato da Ambrosio, scarica su Galbas, buono il tocco per De Rinaldis, velocizza Sarzana, poi la lancia senza troppo ragionare Borsi, uno dei rari errori della sua gara, e recupera ancora Casas, pallina che si alza, recuperata, coperta dai giocatori di Sarzana, 14 minuti e 15 secondi alla conclusione. Sarzana 2, Forte dei Marmi 1, Borsi, Ipinazar, ancora Sarzana con Ipinazar, c'è Galbas, lo lascia scorrere, eccolo servito. Borsi si propone sulla sinistra, entra in area, molto bene Gnata in copertura della sua porta, poi la perde Borsi, ma la perde anche Forte. In questo momento Forte sta riordinando le idee, secondo me, Gabriele. Sì, e poi Maremmani è in pista, gioca stasera, ma non è al 100% della forma, lui reduce da un infortunio alla spalla, infatti abbiamo visto ora Marti Casas lanciato un po' lunga la pallina, ha provato ad allungarsi ma si è fermato subito. D'altra parte è un po' ammaccato questo Forte dei Marmi che sta cercando di recuperare 2-1 per il momento meritato comunque del Sarzana, perché ha giocato veramente un gran primo tempo. Vedremo adesso che cosa ci riservano. 13 minuti e 15 secondi, Alessandro. Siamo praticamente a metà della ripresa di questa partita stupenda, tanto ci prova Borsi, Gnata ha fatto come sempre buona guardia. È chiaro che ora subire un gol per il Forte dei Marmi potrebbe essere disastroso, quindi anche per il morale, non solo per il risultato e per la stanchezza fisica, quindi deve cercare di pareggiare i conti e di non scoprirsi troppo in difesa. Intanto coraggioso Orlandi ha inserito uno dei giovani della rosa Lorenzo rossoblu. Giovannetti, numero 4, e ora che ha provato la conclusione Ambrosio, quindi come è capitato a Orlandi quando era ragazzo, che era già fortissimo, è stato inserito alla sua epoca in pista in occasioni molto importanti. Ora giustamente Alberto dà la possibilità ai migliori suoi prodotti di vivere le stesse situazioni, di dimostrare di valere e di meritare la maglia del Forte dei Marmi. Intanto Xavi Rubio scarica Maremmani, su di lui va Rossi, e sempre Rossi su Maremmani, gliela toglie, ma la recupera per Ambrosio. Xavi Rubio, va Xavi, se la allunga, Rossi si lancia, tutto regolare, Galbas, era un tiro non eccessivamente pericoloso. Bisogna dire che Giovannetti ha già esordito nelle scorse stagioni con la maglia del Forte, però sempre per pochi minuti, non ha mai avuto un minutaggio elevato in partite tese come questa. Invece segno che gli dà fiducia anche per la maturazione del ragazzo, che in questa Forte, che ha una panchina leggermente più corta rispetto agli scorsi anni, potrà avere molto più spazio quest'anno. Intanto proprio Giovannetti va a contendere la pallina a Ipinazar. 9 falli Sarzana. 9 falli Sarzana, 8 Forte dei Marmi, 11 minuti e 16 secondi. Quindi Sarzana a rischio tiro libero, 11 minuti e 16 secondi alla conclusione. Sarzana 2, Forte dei Marmi 1. Time out anche per noi. Partita molto molto divertente, Alessandro. 11 secondi adesso che veramente si accendono, perché un risultato così corto il Forte se lo aspettava anche un po' dal Sarzana, il colpo gobbo che è avvenuto proprio negli ultimi anni, l'avevamo ricordato in apertura di telecronaca, un pari lo scorso anno, una sconfitta del Forte nel 2018 per insomma, risultati qui che per il Forte dei Marmi sono sempre stati difficili da raccogliere, e negli ultimi anni insomma riuscire a fare punti su questa pista
sempre stato molto ostico per i rossoblù, e questo 2-1 lo dimostra anche un Sarzana che è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, merito di un Alessandro Bertolucci veramente da pittore. Ha creato un capolavoro qui a Sarzana, e pensare che tutti gli anni, no, era sempre in bilico, non si sapeva se essere rinnovato, e poi invece è sempre rimasto. Non certo perché non valesse, ma per il semplice motivo che tutti vogliono Alessandro Bertolucci. Esatto. E lui ha scelto di rimanere a Sarzana. Questa è la terza stagione, anche se lui la seconda è stata praticamente, si è esaurita a 4 gare dal termine. Tra l'altro la Sarzana non aveva finito queste ultime gare del 2019-2020 con gloria, perché aveva perso 6-0 qua in casa, adesso non ricordo l'avversario, poi aveva perso 7-2 fuori casa a Scandia, per cui Ma per Alessandro Bertolucci c'erano nomi veramente altisonanti, c'era il Lodi, c'era anche il Forte dei Marmi in un primo tempo, quando ancora non era uscito fuori il nome di Alberto io Orlandi. devo dire che bisogna, attenzione, è forte con Mottaran, la pallina che si alza, Sarzana che cerca di recuperare, attenzione, Sarzana ha recuperato la pallina, Galbas non trova la porta, poi la perde, ma Sarzana la riconquista. Ipinazzar mette in mezzo, Rossi non ci è arrivato, 10 minuti e 20 alla conclusione in questo momento. Galbas, la pallina è stata toccata per un attimo da Ipinazzar, dicevo di Bertolucci, nel periodo di chiusura, usiamo le parole italiane e abbandoniamo il termine lockdown, ha deliziato il popolo dell'hockey postando sui social network i suoi gol più belli, una cosa meravigliosa, che hanno avvicinato all'hockey un sacco di nuovi adepti, perché lui è veramente qualcuno in grado di dare moltissimo per questa disciplina. Intanto il Forte vicino comunque al pareggio, proprio con Giovannetti che si era appostato là sul secondo palo, ha tentato di colpirla al volo, poi la pallina è stata un po' smorzata, quindi può ripartire il Sarzana con Ipinazzar che scarica su Chicco Rossi, poi niente di fatto, riparte il Forte con Ambrosio. 9 minuti e 20 alla conclusione, Sarzana 2, Forte dei Marmi 1, quando il Forte dei Marmi attacca con Xavi Rubio, pressato in occasione da Galbas, ancora Sarzana, difesa della propria porta, transizione, c'è la pallina, arriva, non riesce a segnare, incredibile Galbas. Che parata che ha fatto Ognata, tanto qui Mottaran quasi ostacola Xavi Rubio. Sarzana 2 contro 2, bravissimo Giovannetti a chiudere su Francisco Ipinazzar, anche il ragazzo autorevolissimo in fase difensiva. Xavi cerca lo spazio e tira, recupera Sarzana, Borsi, ancora Borsi dietro la porta, non ce la fa, molto bene la difesa di Mottaran, che viene Giovannetti che però ci assomiglia, con un po' più di muscoli, è un sosia di Mottaran, grande Giovannetti, la perde Xavi, Borsi ha provato la conclusione, niente di fatto. Oh mia, 2 giocate impressionanti qui di Giovannetti in difesa. Ha scartato 2 avversari. No, ma poi da uno come Ipinazzar non ti aspetti che si lascia prendere da un giovane come Giovannetti, perché poi Ipinazzar è uno che all'estero ha il gioco per riuscire a dribblare un difensore anche molto più esperto. Intanto attenzione, ancora la parata di Corona su Martin Casassolzano a salvare il vantaggio dei suoi. Stiamo per assistere a un finale che sublimerà il grande spettacolo vissuto fino a questo momento. 9 falli a pari, quindi sono tutte e due sotto lo scacco del tiro libero le due squadre, 7 minuti e 45 secondi alla conclusione. Sarzana 2, Forte dei Marmi 1. si gioca sul filo del rasoio adesso, perché ogni contatto può essere determinante, e come dicevamo prima, per il Forte subire un altro gol potrebbe essere davvero distruttivo. 7:30 dal termine. E la perde Sarzana, va Giovannetti,
molto bene su di lui stavolta Pinazzar, ancora Pinazzar che incrocia dei pali, incredibile Pinazzar, Gnatta fermo, non l'ho mai visto fermo, ancora Kazas Lozano, Gnatta fermo, sorpreso dall'incrocio dei pali della conclusione di Pinazzar, incredibile. Poi ancora Ambrosio va a contendere la pallina, una fase... È il fallo del 10° del Forte dei Marmi. 10° fallo forte. Si lamenta Ambrosio perché aveva, secondo lui, dato semplicemente una spallata all'avversario, però Galoppi ha deciso di fischiare, fallo un po' al limite, e qui Zarzana ha il match ball della partita. 10° fallo, Pinazzar contro Gnatta per il 3-1. Pinazzar contro Gnatta per il 3-1. Mancano 7 minuti e 6 minuti e 54 secondi alla conclusione. Zarzana per il 3-1 contro Forte, Francischi Pinazzar contro Riccardo Gnatta. Si attende il gesto di Galoppi, Pinazzar e Gnatta e gol! Pinazzar! E ha segnato Pinazzar! E ha segnato Pinazzar! E ha segnato Pinazzar! Pinazzar! 3-1 Zarzana. Eh sì, un 3-1 questo che ha fatto esaltare giustamente il pubblico ligure. Adesso per il Forte si fa veramente dura, non è impossibile, ma veramente dura. 6 minuti e 50 ancora da giocare. Abbiamo visto Motaran raccogliere a centropista i suoi compagni per dargli la carica finale, il capitano del Forte dei Marmi, ma il Zarzana è sostenuto da un pubblico che adesso la vede la vittoria, i primi 3 punti della stagione. Forte adesso deve davvero raccimolare ogni briciolo di forza che gli è rimasta alla squadra di Orlandi per cercare di raddrizzare un debutto che si sapeva non era facile su questa pista, ma che adesso si tinge di tinte un po' fosche. Perde intanto la pallina al Forte dei Marmi. Zarzana gasatissimo, deve mantenere saldi nervi, evitare di far riavvicinare il Forte dei Marmi. In questa situazione abbiamo visto Zarzana che dopo aver sbagliato il tiro libero nel primo tempo ha segnato il secondo, 1 su 2, che è una media molto positiva rispetto alle stagioni passate. Zarzana aveva sempre grosse difficoltà per andare a segno nei tiri liberi. 6 minuti e 20 ora, Zarzana 3, Forte dei Marmi 1, quando attacca ancora la squadra padrona di casa. In questa giocata di Pinazzar del 3-1 è stata fondamentale la freddezza, perché ha giocato a tu per tu con Gnatta senza tirare direttamente. Intanto ancora Zarzana cade a terra. Ricordiamo che anche Zarzana è gravato di 9 falli e quindi deve stare molto attento a non dare l'opportunità agli ospiti di tornare sotto. Rossi, Galbas dalla grandissima distanza ha provato a conclusione e poi la deviazione sotto misura Rossi. Gabriele. Sì, per il Forte la cosa migliore sarebbe segnare non sul fallo, cioè segnare su azione, magari anche da un tiro dalla distanza. Per questo anche che Motaran ci ha provato prima, perché ovviamente riuscire a ricucire lo strappo e poi godere di un eventuale 10° fallo potrebbe essere veramente importante, anche se il tiro diretto il Forte l'ha già fallito in occasione del blu a Joan Galbas con la stecca di Matti Casas che era andato ad affrontare Corona. Tanto ancora Zarzana con la pallina sulla stecca di Chicco Rossi. Adesso comunque il Forte che pressa in maniera totale, una grandissima giocata di Galbas, anzi di Pinazzar, una partita straordinaria la sua. Ancora il Pinazzar, va dietro la porta, De Rinaldis, scarica Rossi, De Rinaldis e la parata di Gnatta. Questo era il match ball veramente per Zarzana, che lo ha fallito, rimane solo più 2, mancano 4 minuti e 34 secondi alla conclusione. Martin Kazas-Lozano, Motaran, Forte dei Marmi che sta esprimendo il massimo sforzo per cercare di riaprire una partita che la vede sotto di 2 reti.
Motaran, Corona, ancora Sardana, Rossi, la pallina che si alza, la va a coprire Federico Ambrosio, ancora che va a cercare il fallo, non era fallo. Infatti ammonizione, richiamo per Ambrosio. Molto bravo Galotti, avevo visto che indicava chiede scusa Ambrosio. Allora mancano 6x4, 24, 245 secondi alla conclusione. Sardana 3, Forte dei Marmi. Salutiamo i 400 telespettatori che sono in diretta con noi e che si stanno godendo una gran partita qui a Sarzana. E la voglia di hockey era spasmodica. Qui non si vedeva una partita dalla fine di febbraio, una partita con i 3 punti in palio. E questa che abbiamo, che va a bagnare la prima giornata di questo 2021, è qualcosa davvero di ampiamente soddisfacente per tutto il popolo dell'hockey, sia dal vivo che dallo streaming con FISR e con hockeypista.it. 4 minuti e 5 secondi, Sarzana 3, Forte dei Marmi 1. Attenzione ancora, Motaran, Sarzana riesce a salvarsi ancora una volta, Ipinazar non riesce. Credo il decimo fallo nel Sarzana. Si lamenta Ambrosio. Per come protestano non direi che ci sia il decimo fallo. Credo volessero il blu addirittura, i giocatori del Forte dei Marmi. Ora si stanno consultando i due arbitri. Per Galoppi mi sa che è il decimo fallo. Vedremo adesso quale sarà la decisione. Noi purtroppo abbiamo la vista un po' limitata in quell'angolo, quindi difficilmente possiamo giudicare. I due arbitri stanno consultando attorniati dai giocatori, cosa che non bisognerebbe fare. Infatti li stanno cercando di allontanare. Ambrosio incavolatissimo. Niente, tutto regolare. Decimo. No, punizione. Adesso bisogna capire bene cosa è successo per cercare anche di spiegarlo, perché tanto ha ammonito Davide Borsi per proteste. È il decimo fallo sarzanese, è stato segnalato adesso. Decimo fallo Sarzana. Quindi le proteste erano perché volevano il cartellino blu per chiara scorrettezza, credo, contro la balaustra nei danni di Ambrosio. Siamo al 21:11, può rientrare in partita. È comunque la via più difficile, perché anche qualora Ambrosio, che va lui adesso a incaricarsi di questo tiro diretto, riuscisse a bucare Corona, poi dover segnare un altro gol il Forte dei Marmi. Ambrosio contro Corona. Ambrosio contro Corona. Per il 2-3 del Forte, Ambrosio e Corona. Para Corona, incredibile. Se l'è portata decisamente troppo in là Federico Ambrosio. Forte adesso che le prova tutte, perché ha sprecato l'occasionissima del decimo fallo. 3 minuti e 36 per cercare di riequilibrare un incontro che adesso si fa molto più in salita. Sardana vuole e deve tenere se vuole portare a casa questa prima prestigiosa match, e vediamo se ce la fa con De Rinaldis. Galbas non riesce, sotto misura, tanto il tempo continua a trascorrere, 3 minuti e 10, e Sardana continua a tenere la pallina. Lo scambio Borsi De Rinaldis, ancora Borsi, la perde, la recupera Xavi Rubio, pressato da Galbas, va Xavi e la perde, poi la riconquista Ambrosio, ma non riesce a bucare Corona. Ingaggio a 2, Corona tra l'altro ha subito una steccata perché il Forte ha cercato di, penso Ambrosio, di tirare comunque, anche se a distanza ravvicinatissima con il portiere sarzanese.
Sarzana che è davvero gasatissimo per questa partita, meritatamente diciamo, perché il primo tempo veramente ha fatto una grandissima partita, il secondo più equilibrato, con un Forte molto più votato all'attacco, ma è riuscito a tenere alla grande la squadra di Bertolucci. 2 minuti e 49 a conclusione. Sarzana 3, Forte dei Marmi 1. Forte che ha sprecato con Ambrosio poco fa l'opportunità del -1. Tanto Galoppi richiama i giocatori. 2 minuti e 48. La differenza ancora una volta la fanno i tiri diretti, Alessandro, perché il Sarzana il primo aveva fallito, ma il secondo con Ibinasar l'ha segnato, è stato il 3-1. Invece il Forte ha sbagliato il primo con Casas e poi il secondo con Ambrosio, che se l'è portata veramente troppo larga sulla sinistra per rendere difficile la vita a Corona. Si è dovuto solo sdraiare sul palo il portiere del Sarzana per pararla. È una delle parate più semplici, paradossalmente, nella situazione di a tu per tu con l'attaccante. Tanto Xavi Rubio, l'ex di turno, indomabile, la perde Galbas, poi ancora Corona dice di no. 2 minuti e 10. È una punizione per il Forte dei Marmi, ma era partito subito Xavi Rubio. E qui qualche coro per l'ex. Mi dispiace dirlo, ma a me non piacciono queste cose qua. No, anche perché poi Xavi Rubio qua a Sarzana ha fatto una grandissima stagione. Ha fatto delle partite incredibili. Ecco, la purezza si perde in queste condizioni qua. Comunque, ultime battute, 1 minuto e 52 secondi alla conclusione, quando attacca ancora il Forte, sotto di Beretti la squadra di Alberto Orlandi, prova in tutti i modi a tornare sotto. Sarzana a sua volta cerca in qualsiasi maniera di mantenere il doppio vantaggio e intanto Rinaldis non trova la porta, avrebbe fatto tripletta. E dall'altra parte Martin Casas aveva tentato un tiro all'Ambrosio, mi ricorda Ambrosio dei vecchi tempi, ma era troppo alta la pallina. De Rinaldis paradossalmente ha segnato 2 gol più difficili, 2 palline più difficili sono capitate, le 2 palline più semplici le ha invece tirate lontanissime dalla porta. 1 minuto e 27, Sarzana 3, Forte dei Marmi 1. Lo vediamo con le mani nei capelli qua in panchina De Rinaldis, adesso appena sostituito da... Attenzione! Giovannetti a trovare la porta, l'ha alzata troppo. Poi Rossi dall'altra parte, Rossi. La fallo questo su Rossi. Lasciano correre gli arbitri. Casas Rossano. Interviene il Pinazzaro, ultimo minuto di gioco. Sarzana 3, Forte dei Marmi 1. Non so se era fallo che non l'ha spinto contro la Valausta, si è lasciato un po' andare contro la Valausta. Lì un po' di mestiere, ma secondo me gli arbitri hanno visto giusto. Di solito quando Rossi si lancia sono il primo a dirlo, stavolta non mi sembrava. Comunque, Sarzana ancora a tentare di tenere. 44 secondi. Attacca ancora Forte con Xavi Rubio che la perde. Ancora Sarzana con il Pinazzar. Del Bas. Sarzana la tiene. 25 secondi. Arriva il cartellino blu. Blu credo per Ambrosio. Per Ambrosio, frustrato da non avere segnato. Fallo su Galbas, netto per il blu. Intanto applaude giustamente il pubblico di Sarzana alla sua squadra. Gran debutto del Sarzana di Bertolucci. 24 e 41, il Pinazzar contro Gnata, anzi la lascia Rossi. Rossi contro Gnata. Ambrosio incavolatissimo. Mancano, ripeto, e Rossi se la fa parare da Gnata, rimane in superiorità Sarzana. 14 secondi.
Va ancora Giovannetti, ma ormai non c'è più niente da fare. 2 secondi, 1 secondo e finisce. Deve ancora, forse c'è l'ultima azione. Sì, perché il cronometro non si era fermato quando aveva fischiato l'arbitro, ma questione di un paio di secondi, non di più. Finisce con la vittoria di Sardana per 3-1 sul Forte dei Marmi, una grande partita determinata dai gol di De Rinaldis all'11.36 e al 12.46 del primo tempo. Xavi Rubio accorciato al 5.47 della ripresa e poi Pinazzara al 18.06 ha messo la parola fine a questo match che avrebbe voluto riaprirsi al 18.06 al 21.11 quando Martin Casas quando Ambrogio ha fallito il tiro libero del 2-3. Sì, partita veramente importante questa. Partita veramente importante questa del Sarzana, 3 punti meritati dalla squadra di Bertolucci che ha dominato nel primo tempo, soprattutto per la tenuta difensiva, anche a livello mentale è riuscito a essere molto quadrata la squadra di Bertolucci. Poi il Forte, quando si è trovato sotto di 2 gol, ha provato a riaprirla nella ripresa, ci è quasi riuscito, ma veramente impressionante la tenuta di pista della squadra di Pessionati. Tenuto veramente importante della squadra di casa, che giustamente esalta il proprio pubblico, Alessandro. Per il Forte questa inizio, diciamo, zoppicante, e soprattutto adesso il Forte la prossima settimana, non di sabato ma di mercoledì, incontrerà il Trissino, un'altra bestia nera del campionato e del Forte dei Marmi, anche se la incontrerà sulla pista di casa. Sarà comunque una partita viziata sicuramente dall'assenza di Jordi Burgaia, ma Sardana ha dato tutto e questo pubblico merita di festeggiare. Dunque questa prima partita si conclude con la vittoria di Sardana per 3-1 sul Forte dei Marmi. Io ringrazio Gabriele Buffoni del Tirreno che è stata la validissima spalla per questa telecronaca, e viva l'hockey, ci siamo divertiti da morire. Grazie a te Alessandro, buonasera a tutti.